Non solo costa 12 euro contro i 18 di un normale tampone, ma è anche estremamente più svelto. Il responso all'eventuale positività al Covid-19 arriva in appena 7 minuti, anzi anche meno nella prova che è stata effettuata nella sede regionale della Protezione Civile di Marghera da Roberto Rigoli, primario di microbiologia a Treviso e vicepresidente nazionale dei microbiologi. Anche questo nuovo test rapido, che potrebbe trovare in futuro una commercializzazione al dettaglio, si esegue con un tampone nelle narici. Il liquido nasale inizia a migrare lungo la saponetta e c'è un punto in cui sono presenti degli anticorpi specifici contro il virus Covid-19. Se esiste il virus, si attacca agli anticorpi specifici, c'è una reazione cromatica per cui mi viene la bandina rossa. Se invece è negativo, non avviene questa reazione. Nella prova effettuata a Marghera, il nuovo tampone rapido di produzione coreana, ma altri analoghi sono in produzione in vari paesi, compresa l'Italia, il responso è arrivato dopo appena un paio di minuti. La sperimentazione è già partita su oltre 1000 persone, oltre che all'US2 Marca Trevigiana, anche in altre aziende sanitarie della regione. I dati raccolti saranno trasferiti allo Spallanzani di Roma e al Ministero della Salute perché tengano in considerazione di inserire il test nel piano di sanità pubblica. Stiamo ipotizzando di utilizzarlo nei pronto soccorsi perché i pronto soccorsi hanno ripreso ad avere affluenza elevata, per cui con la storia di aspettare il tampone positivo o negativo fatto in biologia molecolare, certe volte i pazienti devono stare là 1 ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza. Questo test rapido mi consente subito di classificarlo. Se avessimo avuto a disposizione questo test il 21 febbraio all'arrivo del coronavirus, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, saremmo potuti partire a 100 all'ora nei controlli. La velocità dell'analisi consente di isolare immediatamente l'ipotetica positività che sarà poi eventualmente confermata con la biologia molecolare. Moltissime sono le aziende che si stanno preparando per produrre questo test, sia aziende diciamo così non grossissimi sia le multinazionali. Arriveranno dei test ancora più sensibili perché questo fa la ricerca diretta del virus positivo o negativo. Ci saranno dei test che andranno a cercare sempre l'antigene, il virus, e andranno ad amplificare il segnale.